Aiutare i cittadini a comprare casa passando dall'affitto all'acquisto con i contratti Rent to Buy e i costruttori a far ripartire il mercato con meno tasse sui canoni degli immobili invenduti, locati in attesa di acquirenti. Sono due delle proposte di legge per il rilancio dell'immobiliare presentate al Congresso nazionale del notariato. Francesco Cristino. Per rilanciare la crescita urge riattivare il settore immobiliare, un patrimonio pari a 4,2 volte il PIL nazionale. E questo è il monito lanciato dal Congresso dei notai italiani in corso a Roma. A causa della crisi e della stretta del credito, negli ultimi 5 anni il volume d'affari nel settore ha registrato un calo del 50%. Sono circa 200.000 intanto le abitazioni vendute in Italia tra gennaio e giugno di quest'anno, segno che alla casa comunque non si rinuncia, ma mentre si intravede una lenta ripresa dell'immobiliare, il 2013 si chiuderà con un ulteriore calo dei prezzi. Tra le principali proposte dei notai italiani vi è quella del Rent to Buy, che consente di acquisire la proprietà alla fine di un periodo di godimento e con un pagamento rateizzato, senza dover necessariamente ricorrere a un mutuo. Dai notai italiani attenzione rivolta anche alle esigenze delle famiglie di fatto. Il 30 novembre Open Day in tutti i distretti notarili sui contratti di convivenza. Il vantaggio di questo contratto patrimoniale è di tutelare il convivente che nel rapporto è più debole, di prevedere una soluzione patrimoniale per i casi di cessazione della convivenza, di trovare forme che sostituiscono anche la mancata esistenza di un regime pensionistico, perché non ci sono leggi al riguardo, e quindi una sicurezza patrimoniale per il futuro. Per oggi è per